Villa Sor, dove un artista autodidatta trasforma in sculture delle pietre di fiume. Lo ha incontrato Miriam Mauti. Le figure ancestrali e stilizzate, le pietre che rivelano l'anima, secondo Gigi Porceddu, artista autodidatta che ci apre le porte della sua casa museo di Villa Sor. Qui, una accanto all'altra, centinaia di pietre di fiume, dimensioni e forme diverse, diventate navi, animali, uomini e donne, volti e personaggi mitologici, nuragici, come la cultura che Porceddu rivendica come propria. Le pietre che lavorano in tanti, specialmente il marmo, ricordo che viene sempre estratto dalla montagna. Io adoro la natura, quindi io non ho mai deturpato le montagne, quindi la pietra nasce dalla terra, insomma, si forma in milioni di anni e quindi io la preferisco per questo. Non è facile lavorarla. Certamente oggi siamo uso delle attrezzature speciali, non so, arnesi diamantati, le riscaldo col fuoco, vengono temperate. Soltanto così riesco a dommarle, cioè a fare determinate rifiniture, perché lavoro, le scolpisco e basta. Si ricorda quando è la prima volta che ha scolpito una pietra? La prima volta, molti anni fa, io non sono vecchio, sono ancora giovane, però ero poco più che un bambino, insomma, nelle scuole elementari. Lì allora plasmavo il DAS e io ho incominciato a plasmare facendo i ritratti delle bidelle, dei professori, insomma, anche in maniera un po' ironica, diciamo. E poi dopo sono passato alle pietre di fiume. La passione per i ritratti che prosegue da una vita, oltre 8.000 quelli realizzati per i volti sardi nel progetto Lintu e Pintu. Ne ho fatto a migliaia, però sempre dei sardi ho realizzato. Non ho fatto mai uno straniero. Ho fatto soltanto un ritratto di Roberto Benigni per la ripresa di un film, ma era una cosa eccezionale. I sardi hanno 1 miliardo di storie da raccontare. Io racconto i miei sardi con gli sguardi. Sculture amate e conosciute in tutta Europa e dalle quali Porceddu non ama dividersi. E non solo, per il tempo che ha dedicato a realizzarle. Sono passato anche ad altri progetti, tra cui le pietre aninadoras, le pietre che si muovono. Ma queste si muovono praticamente non perché... Allora, certamente bisogna anche spingerle, però si muovono col rumore dell'acqua. Io sono molto stimatore di una grande artista irlandese che si chiama Enya, l'ascolto sempre. Io lavoro con le sue musiche e con le musiche di Enya praticamente le mie pietre si muovono e questa per me è soltanto magia. Una magia possibile solo nella sua isola. Gigi Porceddu ha sempre scolpito in limba, in sardo, quindi scolpire in limba vuol dire lavorare nella tua terra, perché le pietre che io lavoro soltanto in Sardegna posso trovarle. Io ho girato tantissimo, ho visto anche altri fiumi, ho anche visto il Nilo praticamente, però le pietre che ho incontrato fuori dalla Sardegna non sono come le magiche pietre che ho trovato in Sardegna, ecco perché resto qui. E poi perché sono troppo nuragico, sono un sardo nuragico. Questa è la mia storia.